sempre facendo seguito un po' a quello che ho detto in relazione, c'era un accordo a rivedere appunto le norme che regolano l'incompatibilità e l'ineleggibilità, soprattutto per evitare che che si ripresentassero situazioni come quella di inizio legislatura rispetto al consigliere Mazzolini, e in qualche modo mi era stato fatto capire che c'era una certa documentazione che io ho approfondito, eccetera. Dopodiché le cose sono andate avanti un po' per conto loro e in qualche modo siamo rimasti fuori dal cerchio magico, e quindi il risultato è stato presentato con emendamento e quindi non discusso in commissione, e analizzando gli emendamenti non mi sono ritrovata in quello che pensavo sarebbe stato, e pertanto presentiamo questo subemendamento perché riteniamo che alla lettera H e il comma 2 della stessa lettera insomma non vadano bene, e quindi questo è quello che noi presentiamo.